molto emozionato, ho sentito il peso di ricoprire questo incarico straordinario che è il Presidente del Consiglio, sento la responsabilità dei prossimi 5 anni e sento anche la responsabilità di dare risposte alla Sardegna e ai sardi in una veste nuova di Presidente del Consiglio e soprattutto nella ricerca di unità dell'Aula. È un momento molto particolare non solo per quello che abbiamo in Sardegna, ma che anche c'è nel resto del mondo, le guerre, la fame, le forti immigrazioni di gente disperata che cerca di migliorare le proprie condizioni di vita. E credo che come Sardegna, come istituzione, come consiglio regionale dobbiamo affrontare anche noi questi problemi e lo possiamo solo fare se all'interno dell'Aula vogliamo alto, vogliamo insieme verso una risoluzione dei problemi, ma soprattutto verso una fase costituente fatta di riforme e di riscrittura dello Statuto sardo. Durante il suo discorso iniziale lei ha ricordato che sarà il Presidente non solo del Consiglio regionale, ma di tutti e tutti i sardi e le sarde. Sì, io credo che c'è un tempo per le elezioni regionali, per lo scontro ideologico sui programmi, sulla presentazione di proposte di candidature e quel giorno finisce con lo spoglio delle schede elettorali. Quel giorno, quello scontro, quel confronto, quella ricerca del voto non deve essere portata all'interno del Consiglio regionale. Qui ci dobbiamo confrontare sulle idee, sui progetti e sulle istituzioni per i sardi. Lei ha ricevuto voti anche dalle opposizioni? Questo mi pone, ho ricevuto non solo voti dell'opposizione, ma ho ricevuto anche una scheda bianca e anche non aver messo un nome di un loro rappresentante mi pone anche in una condizione, una veste diversa e ho riconosciuto anche in aula e ho ringraziato anche l'opposizione per questo, quindi un senso di fiducia non soltanto dettata dal nome e del cognome, ma credo anche il lavoro che ho fatto in questi anni. Ha ricordato anche che questa è una legislatura storica perché abbiamo una donna, certo. Diciamo che è una legislatura storica, sta a noi però a renderla storica. Oggi è una giornata di festa e sarà nel nostro lavoro nei prossimi 5 anni a far capire soprattutto ai sardi che siamo stati all'altezza del nostro ruolo. Altra nota è quella delle donne in consiglio, che sono 10, anche se insomma l'auspicio magari poteva essere di averne un po' di più. Sì, non sono mai sufficienti e c'è un sistema elettorale della doppia preferenza che sicuramente penalizza ancora le donne, ma credo che sia la Presidente che il lavoro in consiglio e altre forme di coinvolgimento delle donne ci permetterà di dare giustamente una giusta presenza, una giusta valenza, una giusta responsabilità alle donne che sono anche fuori dal Consiglio regionale. Quando convocherà la prossima seduta del Consiglio Sentirò regionale? i capigruppo. Okay. Presidente Comandini, nel suo discorso di insediamento ha parlato di volontariato. Cosa deve fare questo Consiglio regionale per cadere nei vizi che hanno caratterizzato le precedenti e soprattutto l'ultima legislatura? Deve sentire forte il senso di responsabilità. Noi siamo dei privilegiati, siamo 60, rappresentiamo oltre 1,5 milioni di sardi, rappresentiamo le speranze del futuro dei sardi e quindi dobbiamo volare alto, non dobbiamo occuparci soltanto delle questioni territoriali, ma dobbiamo cercare soluzioni che riguardano tutta la Sardegna. Presidente, lei è anche segretario del Partito Democratico, che cosa farà? Io convocherò subito la direzione, parlerò col Presidente del Partito e insieme agli organismi di partito troveremo la soluzione per il Partito Democratico. Presidente del partito che tra l'altro è anche vicepresidente della regione. Esatto, infatti credo che noi oggi abbiamo fatto una scelta con Giuseppe che è dettata soprattutto da un aspetto politico. Con Giuseppe Meloni e col partito abbiamo creduto moltissimo nel campo largo, abbiamo creduto moltissimo nella scelta di una donna presidente, espressione dei 5 Stelle. Ci siamo trovati a un bivio, che era quello di non abbandonare questa scommessa politica, di non abbandonare questo progetto, di esserci in prima linea a continuare in questo progetto che non era soltanto un cartello elettorale e che vuole essere veramente un progetto politico, ma soprattutto un progetto per risolvere il problema della Sardegna. Quindi ci siamo sentiti insieme di continuare a sostenere la TOD e a sostenere la coalizione con ruoli chiave. Questo progetto sembrava esportabile, invece devo dire che le fatiche sono tante e per il momento mi faccio carico delle fatiche della Sardegna. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie.